Tutto pronto per un altro fine settimana di grandi eventi ad Agrigento. Questa sera alle 21:30 a Villa Seta, presso la piazza della Madonna della Catena, popolare frazione di Agrigento sarà protagonista di una serata all'insegna della musica, con i Dancing Queen, una cover band che suonerà i brani famosi degli anni 70 e 80, e con ospite d'eccezione la famosa cantante e conduttrice televisiva Anna Tatangelo. L'evento, con ingresso gratuito, è patrocinato e promosso dal Comune di Agrigento in collaborazione con il distretto turistico Valle dei Templi, l'assessorato al turismo e sport della regione siciliana. È inserito nel ricco calendario della iniziativa Destinazione Agrigento e si incastra nelle settimane dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena, della quale è nota e sentita da secoli la devozione e la diffusione del culto a Villa Seta e non solo. Per ospitare l'evento e garantire una maggiore sicurezza è scattato lo stop al transito veicolare, infatti dalle ore 18 e infine a cessato bisogno è stata ordinata la chiusura al traffico delle vie Forse-Odeatine di via Zunica fino all'intersezione con via Mari e via Caduti di Marzabotto, con la via di Cucinello e il divieto di sosta con rimozione nelle zone relative vie che confluiscono nella piazza di Villa Seta. Sempre questa sera al Teatro della Valle dei Templi a Piano San Gregorio è la volta dello spettacolo Elegantissima Estate di Drusilla Foer. Domenica 11 settembre si svolgerà l'evento a due ruote sulla Costa del Mito in collaborazione con il Vespa Club Pirandello a Porto Empedocle. L'evento, gratuito, dedicato agli appassionati dei veicoli a due ruote, avrà inizio in piazza Madonna della Catena a Villa Seta sin dalle ore 8:30. Alle 10 partirà l'itinerario turistico lungo il tratto della Costa del Mito, quindi alle ore 12 il rientro in piazza, si svolgerà la 13ª benedizione delle Vespe, delle moto, dei caschi e dei centauri, ormai tradizionale appuntamento in occasione della festa dedicata alla Madonna della Catena. E ancora sempre domenica sera, per chiudere il grande ciclo settimanale di eventi agrigentini, appuntamento in piazzale Giglia a San Leone per ospitare il concerto del cantante agrigentino Lello Analfino. Lo storico frontman dei Tinturia presenterà proprio nella nostra città le canzoni del nuovo album appena uscito, Punto e a Capo. Giunti quindi a quasi un consuntivo di un'inedita estate ricca di manifestazioni ed eventi che hanno esaltato la cultura, l'arte e l'intrattenimento per agrigentini e turisti, non possiamo, afferma l'assessore Costantino Ciulla al Comune di Agrigento, di essere soddisfatti del lavoro e delle scelte fin qui fatte, dal centro delle città alle periferie, alla Valle dei Templi, il centro storico, la musica leggera, le tradizioni popolari, la lirica, il teatro, eventi insomma, visite notturne ai musei, attività sportive, e oggi il bilancio delle proposte per Destinazione Agrigento risulta evidentemente positivo e ha certamente giovato all'economia e all'immagine della nostra città.